Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Catania torna alla normalità dopo la festa di Sant'Agata, iniziate le operazioni di pulizia e di controllo delle strade con il cosiddetto grip test. Via Etnea riaperta al traffico, rimangono però le polemiche sulla durata delle processioni, in particolare quella del giro interno. Il sindaco Trantino dice festa ordinata ma possibili i correttivi. Niscemi continua l'emergenza, oltre 1500 sfollati dopo la frana, cantieri in accelerazione e misure straordinarie per la viabilità e l'assistenza alla popolazione, nuovo vertice in prefettura a Caltanissetta. Messina, si dimette il sindaco Basile, che però rilancia una sua ricandidatura alle elezioni probabilmente di primavera. Ci siamo lasciati alle spalle la fase dell'emergenza e adesso serve un cambio di passo, ha detto questa mattina in conferenza stampa. Attaccano le opposizioni, capriccio politico di Cateno De Luca. Con camion e ruspa per portarsi via il bancomat della Banca Agricola Popolare di Sicilia, unico sportello automatico in paese. Succede a Giarratana nel Ragusano. Acque torbide in un affluente del torrente Tellesimo nel Ragusano, la denuncia di Legambiente, liquami a cielo aperto, la probabile causa che mette a rischio la salute pubblica. L'Italia raccontata attraverso il cinema. A Favara, nell'Agrigentino, la presentazione del libro Asini che volano di Giovanni Floris, un viaggio tra commedia e società dal passato ai giorni nostri. Calcio Serie B, il Palermo pomeriggio in campo al Barbera contro l'Empoli in cerca di conferme dopo la prestazione di Bari. In Serie C il Catania vede scappare il Benevento che vince contro il Picerno, rossazzurri adesso a -6 dalla vetta, martedì al Massimino il Cerignola, impegno esterno per il Siracusa oggi a Potenza. E come sentivate dai titoli, archiviata la festa di Sant'Agata, Catania torna lentamente alla normalità. In corso la pulizia straordinaria delle strade, riaperta in tempi record via Etnea, grip test positivo per verificare l'aderenza delle gomme. Ma ci dice tutto Tonino De Mara. Archiviata la festa di Sant'Agata, anche se resta l'appuntamento con l'ottava, Catania torna alla normalità con l'obiettivo prioritario di ripulire le strade dalla cera neutralizzata in parte dall'enorme quantitativo di segatura sparsa dalla gema per agevolare la rimozione. Il passaggio di torcioni in via Etnea e via Caronda, caratteristico del giro interno della processione, ha impegnato centinaia di operatori che subito dopo il passaggio della Santa si sono mobilitati con spazzatrici, cannelli, pale, scope ed ogni mezzo utile per effettuare la pulizia delle strade. La macchina della polizia municipale prende la rincorsa, accelera e poi frena. Lo fa più volte perché la sicurezza viene prima di tutto. Il grip test per verificare l'aderenza delle gomme dà esito positivo. Alle 11:15 la centralissima via Etnea viene totalmente riaperta al traffico. Se non è record, poco ci manca. Transenne che vengono rimosse dalla polizia municipale e via libera per la soddisfazione del vice sindaco Pesce. Per noi è un risultato straordinario perché nel rispetto ovviamente della tradizione e della devozione, però abbiamo messo in campo un'organizzazione capillare per garantire la normalità. Con il sindaco abbiamo pensato appunto a questo, di garantire la sicurezza e allo stesso tempo far sentire il meno possibile il peso del dopo festa. Che festa è stata per Massimo Pesce? Ma una festa per me bellissima, con una grande responsabilità. Si lavora senza soste, lo vedete, anche in via Caronda, che sarà riaperta al traffico nelle prossime ore. E dopo la chiusura dei festeggiamenti agatini rimane la polemica sui tempi lunghissimi della processione del giro interno. Il sindaco Trantino dice è una festa che attira sempre più persone, caratterizzata quest'anno da compostezza e ordine. Si possono però fare correttivi. Non ha senso fare i fuochi al borgo con le luci del giorno. Sentiamolo. Io mi rendo conto che è una festa la cui intensità non consente analisi fredde, lucide, anche perché bisogna viverla dall'interno, bisogna stare accanto al cordone per capire quali sono le cadenze e qual è l'incedere della processione. È una festa in continua evoluzione che attira sempre più persone. Io credo che dei correttivi li possiamo apportare. Rimango fermo sulla questione dei fuochi del borgo, non ha più senso farli se si continua a rientrare con le luci già del giorno. E allora su questo è chiaro che è un correttivo che dobbiamo apportare, ma per il resto cerchiamo di
a tutti quanti di stringerci attorno a una festa che comunque è stata caratterizzata, nonostante l'imponente massa di persone, da compostezza e ordine. E adesso voltiamo pagina, andiamo a Niscemi, dove sono oltre 1500 gli sfollati. I cantieri sono in accelerazione e le misure straordinarie per la viabilità e l'assistenza alla popolazione. Nuovo vertice operativo in prefettura a Caltanissetta per fare il punto sull'emergenza frana. Sentiamo Gerry Italia. Un'emergenza che non conosce tregua e che continua a tenere alta la soglia di allerta a Niscemi. È il quadro emerso dall'ultima riunione del centro di coordinamento soccorsi presieduta dal viceprefetto vicario di Caltanissetta nella sala operativa della protezione civile, con la partecipazione dei vertici delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e in collegamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il centro operativo comunale. Al centro del confronto l'aggiornamento quotidiano sulle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza frana. Il sindaco Massimiliano Conti ha comunicato il nuovo dato sugli sfollati. Sono 1539, dopo la correzione di un errore di conteggio in zona rossa. Le domande per il contributo di autonoma sistemazione sono 442, per un totale di 1007 persone, mentre restano in fase di valutazione 170 richieste di locazione o vendita di immobili. Sul fronte dei servizi essenziali, Poste Italiane ha annunciato l'attivazione gratuita del servizio Seguimi per garantire la consegna della corrispondenza ai residenti della zona rossa, operativa già dai primi giorni della prossima settimana. Accelerano intanto i lavori sulla viabilità alternativa. È stato firmato un decreto per consentire la circolazione in deroga nel fine settimana di altri 20 mezzi pesanti. Il Genio Guastatori ha comunicato che sono stati già completati poco più di 1,5 km dei 2-3 totali del bypass tra l'SP10 e l'SP12 e che i lavori si concluderanno entro domenica. Completato anche il riempimento del fondo stradale sulla Regia Trazzera Niscemi San Michele di Ganzaria, con asfaltatura imminente. Rafforzata infine la vigilanza lungo la zona rossa, garantita dal Corpo Forestale dalle 8 alle 20 fino a domenica, H24 da lunedì. Proseguono intanto le operazioni di assistenza alla popolazione, 904 gli interventi per il recupero degli effetti personali, con l'avvio da lunedì pomeriggio degli accessi nelle abitazioni più vicine al fronte di frana, un lavoro incessante per provare a restituire normalità a una comunità ferita. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, ma ha anche rilanciato, annunciando di ricandidarsi a primo cittadino della città dello Stretto per la prossima tornata elettorale, probabilmente in primavera. Basile dice: ci siamo lasciati alle spalle la fase dell'emergenza, adesso serve un cambio di passo. Per le opposizioni si tratta solo di un capriccio politico di De Luca, di Cateno De Luca. Giusy Lazzara. Da mesi si rincorrevano le voci sull'annuncio delle sue dimissioni. Oggi il sindaco di Messina, Federico Basile, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca, ha ufficializzato la sua decisione e ha annunciato che si ricandiderà a guidare la città. La scadenza naturale del mandato, cominciato nel 2022, sarebbe stata nel giugno 2027. Adesso a Messina, così, si potrebbe andare al voto la prossima primavera, insieme ad oltre 60 comuni siciliani. E dire che Basile poteva contare su una maggioranza di 20 consiglieri su 32 all'inizio del suo mandato. Oggi, invece, può contarne solo su 13 consiglieri, perché 7 hanno cambiato idea. Questo è un elemento fondamentale che poi è riverberato sia sulla gestione del lavoro d'aula dei miei 13 consiglieri rimasti, perché è palese che possono nascere malumori, e anche nei confronti dell'attività della Giunta e delle società partecipate, che molto spesso si vedono diciamo così, prese di mira in maniera immotivata, rallentando magari dei processi lavorativi che oggi serve accelerare. Ci siamo lasciati alle spalle la fase dell'emergenza, dice Basile, e adesso serve un cambio di passo. Questa famosa possibilità di decidere al di là delle logiche dei partiti, che ha dato risultati, debba rilanciare un'azione amministrativa che prima non esisteva. Tutto il centrodestra regionale siciliano ritiene la decisione motivata solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, al quale Basile si adeguerebbe. Io non eseguo, dibatto. Il tema non è l'elemento decisionale strategico, ma è legato a uno sviluppo di una città che deve recuperare 20 anni in 4 anni. Il sindaco Basile intanto va avanti, le sue dimissioni dovrebbero essere definitive trascorsi 20 giorni dalla comunicazione. Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata da acqua bollente in casa a Vittoria, in provincia di Ragusa. La piccola ha riportato ferite gravi al lato sinistro del corpo, al torace, al braccio e all'anca. La bambina è stata trasportata all'ospedale Guzzardi di Vittoria e trasferita subito dopo al reparto grandi ustionati della Cannizzaro di Catania.
Solo il 3% dei lavori dell'8-3 dell'autostrada Ragusa-Catania è stato appaltato con oltre 200 milioni di euro. 70 dipendenti del consorzio Acates sono senza stipendio da dicembre. I sindacati indicano uno sciopero per martedì e il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione all'ARS. Giusy Lazzara. I lavori dell'8-3 dell'autostrada Ragusa-Catania non sono quasi mai partiti. Appena il 3% di tutto quello che doveva essere realizzato, regolarmente appaltato e finanziato con 253 milioni di euro, rischia adesso un nuovo fermo. Non solo. Ci sono 70 dipendenti del consorzio Acates, che ha vinto l'appalto per la costruzione dell'otto, senza stipendio, che temono adesso per il loro futuro lavorativo. Sono stati 3 anni di passaggi da una società ad un'altra e crisi gestionali. Così il consorzio Acates ha affidato le attività a CMC Ravenna, che però dal dicembre del 2025 è in procedura di crisi. C'è da garantire i posti di lavoro dal passaggio da un'impresa all'altra. C'è un problema dal punto di vista degli stipendi che da novembre 2025 non vengono corrisposti al personale. Sono circa 70 famiglie che sono in estrema difficoltà, peraltro da ottobre 2025 anche la cassa edili non viene, i contributi previdenziali non vengono versati e c'è una situazione di stallo anche dal punto di vista dei lavori di questo l'8-3. E così si mobilitano i sindacati e la politica con un'interrogazione del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale. Chiediamo al Presidente della Regione Schifani, all'assessore alle infrastrutture che si facciano carico di questa situazione a tutela chiaramente dei lavoratori, ma anche di intervenire affinché con ANAS stessa affinché tutti quegli adempimenti possano adempiersi. Martedì i sindacati hanno indetto uno sciopero, un sit-in dei dipendenti sull'8-3 davanti al cantiere Acates all'altezza dello svincolo di Vizzini. Con camion e ruspa i malviventi hanno scardinato il bancomat della Banca Agricola Popolare di Sicilia, unico sportello automatico in paese a Giarratana, nel Ragusano. Sentiamo Veronica Barbarino. Ma lo dite? Non ve l'aspettavate? Queste cose, un paese tranquillo perché succedono. Ingente colpo nella notte a Giarratana, nel Ragusano. Erano le 3 del mattino quando una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat della Banca Agricola Popolare di Sicilia, lungo corso 20 settembre. Secondo una prima ricostruzione, l'azione sarebbe stata rapida e ben organizzata. I criminali avrebbero prima rubato una ruspa con benna a Monterosso Almo per poi utilizzarla a Giarratana per scardinare lo sportello automatico. Una volta divelto, il bancomat è stato caricato su un altro mezzo e portato via. L'allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ragusa, ma al loro arrivo la banda si era già dileguata. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze utili. Forte la preoccupazione tra i residenti per un colpo che ha scosso la tranquillità del centro cittadino, oltre il disagio in quanto unico sportello di prelievo e versamento in paese. Avevano realizzato un'organizzazione radicata tra il Nisseno e la provincia di Palermo capace di gestire una vera e propria filiera della marijuana. Si chiude con 10 condanne l'indagine dei carabinieri contro il traffico di droga in Sicilia. Rita Cinardi. Un traffico di marijuana da milioni di euro nascosto tra i filari di un vigneto. Si chiude con 5 arresti l'inchiesta dei carabinieri che ha smantellato un'organizzazione criminale attiva tra il Nisseno e la provincia di Palermo. I 5 arrestati dovranno scontare pene definitive tra i 5 e i 10 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e al traffico di marijuana. Il provvedimento emesso dalla Procura Generale di Caltanissetta riguarda complessivamente 10 condannati. 5 si erano già costituiti nei giorni scorsi, gli altri sono stati arrestati e trasferiti in istituti penitenziari. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, era partita nel 2021 dopo il ritrovamento di 15.000 piante di marijuana nel territorio di Butera. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera dello stupefacente, dalla coltivazione al trasporto effettuato con autocarri dotati di sofisticati doppi fondi. Il blitz decisivo nel giugno 2022 in contrada Figotto a Riesi portò all'arresto in flagranza di 4 persone, al sequestro di circa 20.000 piante di marijuana, un carico che immesso sul mercato avrebbe fruttato profitti illeciti stimati in 16 milioni di euro.
Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo stradale in una intercapedine dello sportello della sua auto, come si vede dalle immagini, agenti della squadra mobile dell'unità cinofila hanno scoperto e sequestrato 4 panetti di cocaina per un peso di 4 kg. L'uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare delle acque torbide del fiume Tellesimo, ma anche degli asini che volano. Acque torbide e schiume in un corso d'acqua affluente del torrente Tellesimo nel Ragusano. La denuncia è di Legambiente, liquami a cielo aperto, la probabile causa. Veronica Barbarino. Acque torbide e schiume sospette è un fiume che cambia colore. Scatta l'allarme ambientale nel territorio ibleo, lungo un corso d'acqua affluente del torrente Tellesimo. A denunciare la situazione è Legambiente Ragusa, che parla di un rischio concreto per l'ambiente, il paesaggio e soprattutto per la salute pubblica. Secondo l'associazione ambientalista non si tratta di un episodio isolato. Fenomeni simili erano già stati segnalati lo scorso anno alle autorità competenti, ma a distanza di mesi nulla è cambiato. Dai sopralluoghi effettuati da Legambiente emergerebbe la presenza nell'aria di accumuli di letame lasciati a cielo aperto, in violazione delle norme sulla corretta gestione dei reflui zootecnici. Una situazione che ad ogni pioggia significativa si traduce in acque di dilavamento cariche di inquinanti che finiscono direttamente nel torrente Tellesimo. Un fenomeno che potrebbe avere gravi conseguenze ambientali e sanitarie, contaminando le acque e mettendo a rischio l'ecosistema e le comunità locali. Per questo Legambiente chiede controlli immediati, sanzioni severe, interventi strutturali per fermare quello che definisce un vero e proprio attentato al patrimonio naturale degli Iblei. L'Italia raccontata attraverso il cinema. A Favara, nell'Agrigentino, la presentazione del libro Asini che volano di Giovanni Floris, un viaggio tra commedia e società dal passato ai giorni nostri. Davide Sardo. Un elogio dell'Italia che sa ridere di sé, ma anche interrogarsi. Nel libro Asini che volano, Giovanni Floris, scrittore e giornalista, racconta il nostro paese attraverso il cinema. Dal neorealismo alla commedia all'italiana, dai cinepanettoni fino al fenomeno Checco Zalone. Film diversi, epoche diverse, ma un unico filo conduttore. L'Italia reale, con le sue fragilità, il talento ed una resilienza tutta italiana. La presentazione del volume si è svolta al Castello Chiaramonte di Favara ed è inserita nel progetto Resistere ieri e oggi, promosso dalla Fondazione Calogero Marrone. Allora, sono asini in positivo se si rendono conto di non sapere, siamo tutti noi, studiamo per comprendere le cose. In negativo se sono quelli che potiamo li facciamo volare noi pur essendo asini. Commedia all'italiana e poi Fantozzi, segnano il paese più di tanti altri. Un racconto che unisce ironia e riflessione, cinema e vita quotidiana, con uno sguardo attento anche ai grandi temi d'attualità politica nazionale ed internazionale. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Parliamo di calcio. In Serie B, Palermo in campo oggi pomeriggio al Barbera contro l'Empoli in cerca di conferme dopo la prestazione di Bari. Possibile maglia da titolare per Jonsen. Sentiamo Marco Gullar. Dimentichiamo la vittoria del girone d'andata e il diktat dell'allenatore del Palermo Pippo Inzaghi in vista del match di oggi alle 17:15 al Barbera contro l'Empoli. Rosanero che devono continuare a fare bene e per farlo hanno bisogno di altri 3 punti e sfruttare anche lo scontro diretto che ci sarà tra Frosinone e Venezia. Un altro bel banco di prova, è complicato come tutte le partite in Serie B, però insomma dobbiamo dare continuità alla prestazione di Bari, dove la squadra chiaramente è cresciuta, ha interpretato la partita come piace a me e domani davanti alla nostra gente dobbiamo ripetere lo stesso tipo di gara.
Jonsen è pronto all'esordio, giocherà probabilmente sulla tre quarti al fianco di uno tra Gyasi e Leduaron a supporto di Poyampalo, re dei marcatori. Empoli con Dionisi in panchina, ex rosanero e voglioso di riscatto. Sarà una partita completamente diversa l'andata, insomma dopo 20 minuti vinciamo 2-0, per cui dobbiamo dimenticarla. L'Empoli è una squadra che ha pareggiato, insomma, l'ultima col Modena, che è una squadra forte, in trasferta è andata a vincere a Mantova e a Cesena. Per cui grande rispetto, ma insomma noi siamo il Palermo, giochiamo davanti alla nostra gente e mi auguro di fare una grande partita. Nessun dubbio sugli altri reparti, in difesa Pedace, Caroni e Bani, a centrocampo con Ranocchi e Segre centrali, poi Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. Oltre 25.000 spettatori, arbitrerà Tremolada di Monza. In Serie C il Catania vede scappare il Benevento che vince in extremis contro il Picerno e allunga in classifica rossazzurri, ora a -6 dalla vetta. Martedì incontro casalingo contro il Cerignola. Tonino De Mana. Catania spettatore del venerdì sera in vista della sfida con il Trapani di mercoledì 18 che vede vincere e scappare il Benevento, perdere e fermarsi la Salernitana. Serata dalle 1000 emozioni in Serie C con i Sanniti che piegano il Picerno al minuto 102, gol di Pierozzi che indirettamente fa molto male al Catania che ora si trova a -6 dalla vetta. Rossazzurri che torneranno ad allenarsi da oggi con il programma di lavoro di Toscano che prevede una seduta domani e la rifinitura lunedì, tutte di mattina, in vista dell'incontro di martedì alle 20:30 al Massimino contro l'audace Cerignola che ieri sera ha battuto la Salernitana. Per il Catania il Tour de Force, turno infrasettimanale compreso, è soltanto rinviato di qualche giorno rispetto alle altre formazioni. I rossazzurri infatti sabato 14 febbraio giocheranno il derby al De Simone con il Siracusa, prima di quello casalingo con il Trapani, due avversari disperati in attesa di altre penalizzazioni. Catania chiamata a riprendere la corsa in attesa degli scontri diretti di marzo. Contro il Cerignola pronto a rientro a casa sola, mentre non ci sarà Miceli, fermato per un turno dal giudice sportivo. Carnielutti potrebbe agire da centrale con Celli, Ierardi o Allegretto ai lati. Non si escludono novità a centrocampo in attacco. Sul fronte societario, all'inizio della prossima settimana, Rospelligra verserà il saldo decisivo per completare l'acquisizione di Torre del Grifo Village, un'operazione destinata a segnare una svolta strutturale per il club rossazzurro. Il Siracusa gioca oggi pomeriggio a Potenza, per il Trapani invece turno di riposo forzato. Sergio Colosi. Il futuro è in 8 giorni. Il Siracusa si gioca in poco più di una settimana buona parte del suo destino in chiave salvezza. Si comincia oggi alle 17:30 a Potenza nella prima gara di un doppio appuntamento in trasferta che prevede martedì nel turno infrasettimanale la partita di Cosenza. Il ciclo dal coefficiente di difficoltà abbastanza alto si chiuderà sabato prossimo al De Simone contro il Catania. Il Siracusa si presenta a questi incontri in condizioni complicate, reduce da 4 sconfitte consecutive e con un organico profondamente rinnovato e anche indebolito. Atturati dopo la prima rimonta, i tifosi chiedono un altro miracolo sportivo. Durante la rifinitura si è fermato per un problema muscolare il terzino Cancellieri, che si aggiunge alle assenze degli infortunati Valente e Falla e dello squalificato Marafini. Potenza senza bomber Murano. Rinviato il derby di Catania, il Trapani prosegue la preparazione alla sfida di martedì prossimo al Provinciale contro il Benevento. Partita difficile, ma ai Granata serve una svolta per interrompere un periodo negativo e sfortunato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.